Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna per questa domenica di Gran Premio. Si inizia con le femmine di 4 anni, non vincitrici di 18.000 euro in carriera. 1 Chanel dei Veltri, Enrico Bellei, 2 Camilla Bass, Manuel Pistone, 3 Canadian Kronos, Andrea Guzzinati, 4 Cheyenne Selva, Alessandro Gocciadoro, 5 Certezza Grimm, Antonio Greppi, 7 Celine LP, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Autostart che le lascia ed è veloce Certezza Grimm che cerca di scavalcare Cheyenne Selva, la quale rientra e si proietta su Chanel dei Veltri che imbocca la prima curva in vantaggio. Insiste e sbaglia però Cheyenne Selva, lasciando così a condurre Chanel dei Veltri 4, con a destra Certezza Grimm, 14,6 il lancio e la prima favorita della giornata ci ha già lasciati. Chanel dei Veltri in vantaggio nei confronti di Certezza Grimm che ha trovato posto nella sua scia, poi Camilla Bassa a precedere Celine LP e Canadian Kronos alla retroguardia. 29,5 per il primo quarto di gara con Chanel dei Veltri a menardanza. Si muove Canadian Kronos dalle retrovie per rifare il gruppo sul leggero rallentamento operato dalla leader che passa sul piede del 45 comunque i primi 600 metri di corsa. Chanel dei Veltri in vantaggio, Certezza Grimm seconda alla corda, Canadian Kronos si porta in scia Camilla Bass, 1 minuto e 3 decimi la metà gara con una frazione in 38. Enrico Bellei e Chanel dei Veltri sono sempre al comando del pelotoncino, cerca di accelerare ora il chilometro in 1,15,1 con una frazione in 14,8 per la piegata. Canadian Kronos di fuori, Certezza Grimm che perde qualche battuta lungo i birilli, cerca di avvicinarsi ai primi. Camilla Bass in difficoltà in coda, Celine LP 13,9 sparato sulla dritta di là da Chanel dei Veltri che cerca di mettere in grossa crisi Canadian Kronos, la quale coraggiosamente si tiene ancora lì a tiro della battistrada che passa l'ultima curva in 14,3. La retta d'arrivo per Chanel dei Veltri che ha 3 lunghezze da gestire nei confronti di Canadian Kronos. Chanel dei Veltri che completa il percorso di testa vincente nei confronti di Canadian Kronos, mentre per il terzo posto Camilla Bass appariglia e probabilmente batte Certezza Grimm. 14,8 l'arrivo, 1,13,6 conferma la bontà del rientro fiorentino. Chanel dei Veltri con Enrico Bellei alla guida e al training per la scuderia Cry Bred, la vittoria della figlia di Varenne e Alpha Khan che si insedia al comando respingendo Cheyenne Selva, la quale si abbandona di galoppo, e poi è tutto facile, ragguaglio di 1,13,6 per Chanel dei Veltri ed Enrico Bellei che aprono il pomeriggio dall'Arcoveggio.